E ora incontreremo gli autori del libro Un giornalista contro Hitler, che verrà presentato giovedì 19 marzo alle ore 17 nella libreria dell'Università Cattolica. Professoressa Brandmeier, lei ha pubblicato insieme al professor Dall'Era il libro intitolato Un giornalista contro Hitler. Il lettore dal titolo può già immaginare di che cosa si tratti, le va però di raccontarci qualche ulteriore dettaglio. Ecco, il giornalista è Fritz Michael Gerlich, un giornalista estremamente coraggioso che prima di tutti gli altri resistenti oppositori a Hitler ha capito il vero carattere di Hitler e già negli anni '20 si è opposto con tutto quello che gli era possibile, specialmente con articoli di giornali, al nazionalsocialismo. Tanto che nel 30 ha potuto fondare un giornale, Der Gerade Weg, la retta via, in cui con molto coraggio denuncia tutta la scelleratezza di Hitler. Ad esempio dice: ma questa guerra che noi tutti abbiamo vissuto e sofferto e a cui seguiti si chiamano rivoluzione, inflazione, crisi economica e disoccupazione, è seguita una peste peggiore delle precedenti, il nazionalsocialismo. Quindi lui lo chiama addirittura una peste e cerca di smascherare Adolf Hitler citando in questo giornale appunto da Mein Kampf, dove Hitler dice: i tedeschi non hanno idea di quanto si debba ingannare il popolo se si vuole essere seguiti dalle masse. Quindi Gerlich ha fatto di tutto per convincere i tedeschi, suoi contemporanei, che Hitler portava alla catastrofe e consapevolmente rischiando la propria vita. Come mai hai deciso di pubblicare questo libro? I primi anni che ero in Italia avevo visto che la resistenza era veramente poco nota, non si conoscevano neanche i nomi della Rosa Bianca e di Stauffenberg. Nel frattempo la situazione è un po' cambiata perché ci sono stati i film sulla Rosa Bianca, attualmente c'è il film su Klaus von Stauffenberg. E quindi io ho deciso di dare voce a questi uomini coraggiosi che hanno fatto di tutto per salvare l'onore della Germania. Purtroppo non hanno avuto il successo, però è giusto che sia mantenuta la loro memoria e il loro coraggio, perché si sono sacrificati veramente consapevolmente. C'è qualche altro giornalista che ha lottato contro Hitler che lei sappia? Ci sono molti giornalisti. Nella stessa redazione delle ultime notizie di Monaco, non avevo detto che Gerlich è il direttore delle ultime notizie di Monaco, che oggi si chiama Süddeutsche Zeitung, cioè il giornale più prestigioso della Germania meridionale. E poi ci sono altri giornali di Monaco, c'è il famoso Laurent, che è stato incarcerato nella cella accanto a Gerlich, tanto che lui poi nelle sue memorie ha descritto un po' il comportamento di Gerlich, che si è comportato veramente come un santo, paziente, cercato di consolare gli altri incarcerati e quindi si è veramente dimostrato un personaggio degno di rispetto. Anche per questa puntata è tutto, io vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito dell'Università Cattolica all'indirizzo www.bs.unicat.it. Grazie a tutti voi per averci seguito.